Erano i due modelli da imitare nella gestione dell'epidemia in Asia, Singapore e Hong Kong, ma nel primo qualcosa non ha funzionato e i nuovi contagi sono centinaia. La corrispondente Giovanna Botteri. Farah e Nash sono la coppia di DJ più popolare di Singapore. Dall'inizio dell'epidemia si esibiscono online, nel buio di nightclub semideserte. Segno di come la vita è cambiata nella mondana e ricca città-stato asiatica, modello assieme ad Hong Kong di contenimento del coronavirus. Pochi morti, contagi scarsi, controlli e tecnologia all'avanguardia, ma nessuna misura draconiana. Poi, in 2 settimane, la situazione precipita e vengono messi in quarantena i lavoratori arrivati dall'unico confine terrestre di Singapore, la Malesia. 20.000 persone isolate nei dormitori, senza distanza sociale, protezioni, sicurezza, diventano facile preda del virus che dal focolaio di To Guan si diffonde ovunque. I contagi passano da 260 a 6.000, in una città dove ognuno ha sempre potuto circolare liberamente. Hong Kong invece ha attuato la quarantena dura per chi arriva da fuori, braccialetti elettronici, isolamento controllato e oggi ha un numero di contagi ad una sola cifra.